Secondo giorno di lavoro qui a Seafield per le ragazze del Vittorio Veneto. In mattinata si sono svolti nella prima parte con tutto il gruppo, con il preparatore atletico, con esercizi di scioglimento dei muscoli. Poi i due gruppi si sono divisi, una con andature ripetute e forza esplosiva, l'altra ha lavorato a parte con un attacco e difesa e tecnica individuale. Partitina finale a campo ridotto, poi tutti a pranzo alle ore 12 all'Hotel Tirol. Nel pomeriggio gli allenamenti sono iniziati verso le ore 15:30, una prima fase di controllo pallone e tecnica per le ragazze che poi sono state divise in due gruppi, una con il preparatore atletico Borzan con esercizi di postura, tenuta, forza e forza esplosiva, mentre il secondo ha eseguito esercizi di tattica offensiva agli ordini del mister. Tanta pallone nel pomeriggio, così le ragazze si sono un po' anche rilassate, per così dire. In serata c'è stata anche la presentazione di tutte le ragazze acquistate dal direttore sportivo. Le immagini di questa conferenza stampa le troverete più avanti dopo la fine del ritiro qui a Seppeld. Anche per oggi abbiamo concluso, vi lascio con l'appuntamento domani, sempre qui sul canale di Guida ai Campionati.